Per gli addetti ai lavori è un punto di non ritorno e un'ottima notizia. È stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale il primo decreto ministeriale sui risarcimenti agli azionisti e agli obbligazionisti colpiti dai crack bancari. Si tratta del primo dei 3 decreti necessari per avviare completamente la procedura di rimborso e che rende così operativo ufficialmente il Fondo Indennizzo Risparmiatori. Questa è una grande notizia in quanto si attendeva un iter parlamentare molto più lungo, invece questo governo del cambiamento ha invertito, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto, ora ci sarà la conversione in legge. Ora, entro 20 giorni, dovrà essere attivata in rete la piattaforma informatica che consentirà ai risparmiatori di compilare i moduli e inviare i dati necessari per le richieste di risarcimento. Soddisfazione espressa anche dal sottosegretario del Ministero di Economia e Finanza, Massimo Bitonci, secondo cui ora sarà possibile il rimborso diretto per il 90% degli interessati. Con questo decreto i risparmiatori possono già iniziare a prepararsi a fare l'accesso al fondo. È per questo che noi sabato abbiamo già organizzato con i nostri associati una delle prime riunioni dove spiegheremo tutti i documenti da preparare. Gli altri risparmiatori invece potranno accedere all'indennizzo tramite una sorta di arbitrato, passando da una commissione tecnica che, precisa Bitonci, non vuol dire assolutamente arbitrato su ogni singola domanda. Se poi si raggiungerà un accordo con l'Unione Europea, si potrebbe salire a un tetto di 200.000 euro investiti invece dei 100.000 attuali.